Promozione turistica, valorizzazione del territorio, dei tesori artistici e culturali, salvaguardia delle tradizioni, degustazione dei prodotti tipici. E quanto fanno le Pro Loco, creando momenti di aggregazione e di piacere di stare insieme e anche di favorire nel territorio regionale un movimento turistico verso quei centri minori ma degni di interesse. In Friuli Venezia Giulia uno di questi momenti è Sapori Pro Loco. Nel mese di maggio, nella splendida cornice di Villa Manin di Passariano, una cinquantina di Pro Loco, a rotazione di anno in anno, presentano le loro specialità, piatti della tradizione locale, preparati con cura ma soprattutto con passione. Si possono assaggiare i formaggi, il frico, i piatti a base d'asino ed oca, le lumache, la pitina, i gamberi di fiume, i dolci della tradizione friulana, tanto per citare alcune prelibatezze, e dove il tutto viene accompagnato dai migliori vini della nostra regione. Non mancano i giochi popolari, la musica, oltre che alla possibilità di visitare le mostre allestite a Villa Manin. Una festa delle famiglie con la formula vincente dei costi contenuti che richiama, nei 2 fine settimana di programmazione, migliaia di visitatori. La ricotta è uno dei prodotti tipici del territorio friulano, ottenuta dalla coagulazione ad alta temperatura delle sieroproteine albumina e globulina, presenti appunto nel siero residuo dalla lavorazione del formaggio. Deve essere venduta fresca, salvo che, per conservarla più a lungo, non si decida di affumicarla. La ricotta ha un sapore dolciastro grazie al discreto contenuto in lattosio. Nella regione sono 10 i caseifici che aderiscono al marchio AQA per la produzione di questo prodotto attraverso un disciplinare che ne garantisce la qualità. Ogni anno, ai primi di maggio, nelle località in cui sono situati i caseifici che aderiscono al marchio, si aprono le porte delle latterie per dimostrazioni pratiche e degustazioni dove la ricotta diventa protagonista. Con l'arrivo della primavera si organizzano parecchie manifestazioni legate all'asparago, un ortaggio dal sapore delicato che ha origini antiche in quanto coltivato dai Romani e pare anche dagli Egizi. In Friuli la coltivazione è molto diffusa, tanto che in alcune località, come a Fossalon di Grado, Gorgo di Latisana e Tavagnacco, si svolgono le principali feste per la promozione del prodotto. L'asparago contiene una ridotta quantità di proteine e carboidrati, ma è ricco di vitamine e minerali con basso contenuto di sodio, vantando pertanto proprietà diuretiche. Contiene l'asparagina, un amminoacido che entra nella composizione di numerose proteine. I turioni, che sono la parte commestibile, nascono da un reticolo di rizomi sotterranei e possono essere verdi oppure, quando vengono forzati e coperti per evitare il contatto con la luce, bianchi dal sapore più delicato. A Tavagnacco si tiene una delle principali feste degli asparagi per la promozione del prodotto, iniziata già a partire dal 1935. La Sagra del Coniglio a San Nicolò di Manzano, giunta quest'anno alla sua 36esima edizione, è nata anche per ricordare una signora del paese che, partecipando ad una gara culinaria in Veneto, vinse nel 1973 il primo premio proprio presentando il coniglio alla cacciatora, utilizzando una ricetta tramandata da generazioni. La carne è tenera, gustosa, con pochi grassi, basso contenuto in colesterolo e discreto contenuto invece di alcuni sali minerali. Alla Sagra di San Nicolò i conigli provengono dagli allevamenti della zona e dei paesi vicini, dove vengono allevati secondo sistemi tradizionali e con alimentazione a base soprattutto di erba e fieno. Una festa quindi nel rispetto delle ricette della tradizione, ma anche di promozione e valorizzazione del territorio all'insegna del mantenimento dei sapori semplici di una volta. La festa del vino di Buttrio, la più antica manifestazione enologica del Friuli, è giunta ormai alla 78esima edizione. È sufficiente percorrere le strade dei colli e della pianura della regione per rendersi conto dell'importanza della viticoltura in Friuli.
La produzione del vino in regione rappresenta un'importante fonte di reddito per le aziende, grazie alla presenza di numerose varietà vinificate per lo più in purezza, alcune delle quali autoctone ed attualmente in corso di rivalorizzazione. La presenza di numerose osterie, dove il vino si può abbinare ai piatti locali, è la conferma di quanto detto. La Fiera del Vino di Butrio, nel magnifico contesto di Villa Florio, è oggi diventata una manifestazione enogastronomica di grande livello e oltre alla valorizzazione del vino, principe della manifestazione, è anche vetrina di numerosi altri prodotti, formaggi e ultimamente anche dell'olio e il Bonvueli. Come detto, particolare risalto viene anche riservato alla valorizzazione delle vecchie varietà autoctone per la produzione di vini con caratteristiche peculiari. La coltura dell'olivo, tipica pianta mediterranea, un tempo diffusa nella nostra regione, venne abbandonata in seguito alle gelate del 1929 per far posto alla coltivazione della vite. Ultimamente la coltura si sta reintroducendo in tutta la regione ed in particolare in quelle zone dove un tempo era diffusa. Attualmente la superficie coltivata è di circa 350 ettari. La raccolta delle olive avviene da novembre a dicembre ed il prodotto raccolto, ripulito dalle foglie e lavato, viene avviato alla frangitura. L'olio viene lasciato decantare in recipienti di acciaio e mantenuto a temperatura costante fino al confezionamento per la vendita. Particolare zona di produzione in regione, oltre al Carso e ad alcune zone del Pordenonese, è il territorio tra Cividale del Friuli e Faedis. A Oles, in particolare, viene organizzata una manifestazione dove si può degustare e conoscere questo importante alimento, mettendo in luce la qualità del prodotto, che non è inferiore, per le sue caratteristiche, a quello prodotto in altre regioni italiane, tradizionalmente vocate all'olivicoltura. Il prosciutto di San Daniele è ormai una realtà conosciuta in tutto il mondo. Le particolari condizioni climatiche della zona di San Daniele del Friuli hanno consentito l'avvio, a partire dagli anni 60, dell'insediamento dei locali di stagionatura, che avviene senza l'uso di conservanti e additivi per non meno di 8 mesi. Le cosce devono pervenire da determinate regioni italiane, da razze selezionate e da suini di circa 140-160 kg, in modo da ottenere un prodotto di qualità. Anche le cosce sottoposte a stagionatura devono avere un peso minimo stabilito dal disciplinare. Il microclima di San Daniele, come detto, rende il prosciutto un prodotto unico, dal sapore delicato, che è divenuto un perfetto ambasciatore dell'ospitalità friulana. La manifestazione di promozione per eccellenza di questo prodotto è Aria di Festa, un evento annuale e di livello internazionale che richiama migliaia di persone nella bella cittadina collinare. Capitale delle pesche in Friuli Venezia Giulia, si può ormai dire sia Fiumicello. Qui decine di aziende si dedicano alla coltivazione dell'importante drupacea, con oltre 100 varietà coltivate, tra cui alcune locali come Iris Rosso, Triestina e Isontina, su una superficie di poco meno di 100 ettari, con tecniche particolari per il diradamento dei frutti e l'uso ridotto di insetticidi mediante diffusori di ferormoni per eliminare gli insetti e trattamenti anticritogamici al minimo. Saporite, poco caloriche e idratanti, le pesche sono il frutto ideale per l'estate. Il raccolto avviene da metà giugno a settembre, quando il prodotto è maturo, garantendo così un frutto succoso e profumato. A Fiumicello, dal 1959, nel mese di luglio, durante la festa appositamente dedicata, si possono apprezzare le combinazioni culinarie che esaltano questo frutto. In Friuli, nel piccolo borgo di Resia, a 1000 metri di altitudine, è coltivato l'omonimo aglio detto strocchi in dialetto locale. Coltivato nei piccoli appezzamenti sparsi sul territorio, viene piantato a novembre nelle zone con inverno più mite o a marzo in concomitanza con il disgelo. Concimata con modiche quantità di letame, la coltura non richiede grossi interventi o trattamenti contro le avversità. Le infestanti sono eliminate a mano, garantendo così una coltivazione rispettosa dell'ambiente circostante. Il bulbo è di medie dimensioni, con 5-6 bulbilli ed ha un colore rossastro. Presenta particolari proprietà organolettiche ed un sapore più deciso rispetto alle altre varietà. Per l'importanza assunta da questa coltura e per la sua promozione viene organizzata annualmente un'apposita festa con la partecipazione di tutti i produttori locali. A
Alimento fondamentale, soprattutto come piatto a basso costo, la patata viene coltivata ovunque ed anche in Friuli in aziende medio-piccole. Fonte importante di vitamine, minerali contenuti nella buccia, i tuberi sono ricchi di carboidrati, in particolare di amidi. Fautore della produzione della patata in Friuli nella seconda metà del Settecento è stato Antonio Zanon. Normalmente in commercio esistono vari tipi di patata. Le più comuni sono quelle a pasta gialla, compatta, adatte per friggere o cucinare al forno, ma ci sono anche quelle a pasta bianca dalla polpa farinosa, ideali per purè o gnocchi, le novelle a breve conservazione da consumare fresche e infine le patate a buccia rossa, indicate per cotture lunghe data la pasta molto soda. Sono ottime lessate o cotte in vari modi. Tra tutte le varietà, la Kennebec è la più coltivata in Friuli. In molte località della regione si svolgono manifestazioni legate alla patata ed in particolare a Ribis di Reana del Roiale. Qui ogni anno si svolge la tradizionale festa che permette di scoprire questo gustoso prodotto ed i piatti che con esso si possono preparare. Nella zona da decenni la patata viene coltivata anche utilizzando le varietà tipiche di Reana e di Godia. In Friuli Venezia Giulia la coltivazione del melo ha una tradizione che parte dall'epoca romana. Il fatto che il prodotto sia sempre stato presente nei nostri territori lo dimostra la frequente citazione nelle opere letterarie o nelle rappresentazioni pittoriche presenti in regione. Mangiare mele abbassa il colesterolo per la presenza nel frutto di fibre ed in particolare la pectina per il contenuto in vitamina C ed altre vitamine. Il frutto presenta inoltre un discreto contenuto di antiossidanti. Il detto "una mela al giorno toglie il medico di turno" vuole ricordare proprio le caratteristiche di questo frutto. In Friuli Venezia Giulia sono coltivati oltre 1000 ettari a meleto ed ultimamente alcune aziende si sono consorziate per ottenere un marchio identificativo come nel caso della mela Giulia. Un prezioso momento per ricordare la storia e le caratteristiche di questo frutto si ha nel Medio Friuli a Pantianicco, dove vengono esposte le produzioni di circa 80 aziende che coltivano la maggior parte delle varietà presenti in regione, valorizzando la storia e le innovazioni, ma anche le curiosità e le leggende nate intorno a questo frutto. Il fagiolo, proveniente dall'America, è uno dei principali prodotti utilizzati in cucina. Esistono più di 500 varietà di fagioli e i più conosciuti sono i cannellini e i borlotti. In Francia la coltura è molto diffusa. Il fagiolo, considerato la carne dei poveri per il discreto contenuto in proteine, va abbinato alle proteine dei cereali, aumentandone il valore nutrizionale e biologico. In cucina diventa così un alimento completo. In Carnia questa coltura, che presenta caratteristiche particolari, è stata oggetto di selezioni ottenendo varietà autoctone. Il prodotto è raccolto nel mese di settembre, quando il baccello raggiunge la giusta dimensione e la sgranatura è fatta per lo più a mano. Il fagiolo borlotto della Carnia, quasi tondo o ovale, è striato di rosso e viola e presenta una buccia sottile con umidità del seme di circa il 20%. A Prato Carnico, in Val Pesarina e nella frazione di Pesaris, il paese degli orologi, ogni anno ai primi di settembre si celebra la tradizionale festa Arlois e Fasois, abbinando alla tradizione artigianale della fabbricazione degli orologi, attiva fin dal 1600, la festa per la raccolta dei fagioli tipici locali, con mercato e gastronomia caratteristica. Il mais è sempre stato uno dei principali cereali coltivati in Friuli. Arrivato nei nostri territori attraverso i Balcani, abbiamo notizia della presenza del prodotto sui mercati della regione già agli inizi del 1600. È sempre stato importante, oltre che per l'uso zootecnico, soprattutto per ottenere il prezioso alimento della polenta, piatto tradizionale dei friulani, che accompagnata da latte, uova, formaggio e nelle giornate di festa da carne di maiale o di animali di bassa corte, è sempre stata presente sulle tavole delle case in Friuli. Con granella rossa o bianca, la pianta di mais è sempre stata oggetto di miglioramento. Ultimamente si sono ricercate le varietà autoctone anche per selezionare farine, caratteristiche sempre più richieste dalla cucina raffinata, di cui oggi la polenta è divenuta componente importante. A Mortegliano si sta producendo una farina di qualità, Blave di Mortean, appunto caratteristica per una particolare tecnica culturale regolamentata e dove le spighe, pannocchie, vengono raccolte intere, quindi selezionate, togliendo le parti con muffe o attaccate da altri parassiti. Si procede poi all'essiccazione a basse temperature per non alterare gli elementi nutritivi presenti nella granella e quindi nella sgranatura. La granella, conservata in frigoriferi, viene poi macinata prima del confezionamento.
Il formaggio Carnia, di latte vaccino, il latteria, dal sapore delicato, il malga, il salato, tanti sono i formaggi, ma friulano per eccellenza è il Montasio. Sono stati i monaci benedettini dell'abbazia di Moggio Udinese, proprietaria dei terreni delle malghe dell'Alpe Montasio, ad affinare la produzione intorno al 1200. Dai pascoli di montagna le tecniche di produzione si sono diffuse fino ad arrivare alla pianura friulana e veneta. Il Montasio è un formaggio tipico tutelato fin dal 1955, se prodotto con un preciso metodo di lavorazione. Ha ottenuto la DOP nel 2006. Il Consorzio per la tutela del prodotto vigila sulla produzione e la commercializzazione. Un apposito marchio identifica il prodotto che rispecchia i requisiti richiesti, indicando, oltre al produttore, anche la data di produzione. Si può consumare fresco, dal sapore morbido e gustoso di latte, o invecchiato con vari periodi di stagionatura. Invecchiando diventa saporito e friabile ed è ottimo in abbinamento con la polenta. Numerose le feste in Friuli per la promozione del prodotto. La più importante si svolge in ottobre a Codroipo in occasione della Fiera di San Simone, dove ha sede anche il Consorzio di tutela. Le castagne in passato hanno rappresentato un'importante risorsa alimentare per le popolazioni degli ambienti rurali e montani, in quanto ricche di amido. Venivano un tempo utilizzate per la produzione di farina o fatte seccare in modo da durare a lungo. La polpa della castagna si presta per svariati usi in cucina. Il frutto è buona fonte di vitamine del gruppo B e si consuma normalmente arrostito o bollito. Le castagne sono un tipico prodotto autunnale che a maturazione cade autonomamente dall'albero. Una volta costituivano merce di scambio e le donne dei paesi di montagna scendevano in pianura per scambiare il prodotto con altri alimenti. Le feste per la promozione della castagna si ripetono in molte zone del Friuli ed in particolare a Valle di Soffunbergo e a Tribil, nel comune di Stregna, dove distinte manifestazioni vengono organizzate nel mese di ottobre. In particolare, a Valle di Soffunbergo, i visitatori possono anche dilettarsi nella raccolta delle castagne nei boschi, oltre che degustarle nei chioschi preparati in occasione della festa. Si suppone che il maiale derivi dal selvatico cinghiale di origine eurasiatica. Le origini dell'allevamento sono antichissime e si hanno notizie della sua presenza già dal 5000 a.C. Da sempre patrimonio della tradizione friulana, la carne di maiale è un alimento che si presta ad essere gustata nei modi più svariati. È fonte eccellente di proteine, tenera, con un buon contenuto di vitamine del gruppo B e alcuni minerali. È sempre stata presente nella cucina tradizionale, anche se a volte, ingiustamente, specie negli ultimi tempi, lasciata in disparte, in quanto certe parti dell'animale contengono una discreta dose di acidi grassi saturi. È giusto comunque il detto che del maiale si utilizza tutto e non si scarta niente. L'attività tradizionale dei norcini friulani è sempre stata eccellente e li troviamo impegnati nelle varie manifestazioni in cui il maiale è ancora il re della festa e che sono molto numerose nella nostra regione.